Ciao, benvenuto. Oggi sono a fare un giro per boschi. Vorrei fare un po' di bushcraft, o almeno ci provo. E ho guardato un po' la cartina della zona, sono nella zona orientale, nelle Prealpi. Sono molto vicino al confine con la Slovenia e ho trovato questa zona sulla carta che mi sembrava adatta. C'è un sentiero che porta fino a un torrente dove dovrebbe esserci dell'acqua e lì vorrei trovare una zona dove potermi fermare e cucinare qualcosa. Vediamo cosa viene fuori. Ci vediamo là. Allora, sono arrivato, ho trovato il torrente, l'ho risalito un po', mi dovrei scusare per l'audio, mi tocca fermarmi vicino all'acqua perché se vado dentro nel bosco è pieno di erbacee e poi questa è zona di zecche, per cui non mi fido tanto a sistemarmi all'interno del bosco, quindi resterò qui vicino all'acqua. Qui c'è una zona, adesso te la faccio vedere e mi fermerò qui. Adesso sono le 11:20. Circa una mezz'oretta cerco di fare una panchina, qualcosa di molto spartano dove posso sedermi, poi devo fare un piccolo fire pit e cercare di accendere il fuoco e vedere se cucino qualcosa. Allora, io sono arrivato da là, ho risalito il torrente, questo è il torrente, poi di là si inforra, sono andato a vedere, anche ho proseguito, però c'è un punto stretto dove non si riesce a proseguire e quindi ho deciso di fermarmi qui. C'è questo tronco, è un palo probabilmente portato, questo a dire il vero non so proprio da dove possa venire, comunque, perché in teoria su di qua non dovrebbe esserci nessun abitato e dovrebbe esserci la sorgente. Ad ogni modo c'è un palo, quindi la zona dove mi metto è questa. Sono sotto un costone roccioso, c'è una zona un po' spianata con ghiaia, toglierò un po' di foglie adesso, c'è questo tronco che magari posso sedermi lì o adesso vediamo cosa fare. Boh, adesso mi metto all'opera perché devo lavorare un po'. Bene, allora, dopo un 20 minuti, quasi una mezz'oretta di lavoro, ho fatto questa seduta molto spartana. Purtroppo il posto è un po' strettino, un po' in pendenza, ma insomma ho trovato 2 tronchi scaricati dall'acqua, poi altri 3 e ho fatto questa piccola panchina. Poi qui ho fatto il fire pit, anche se comunque siamo su ghiaia, siccome è pieno di sassi belli piatti, ho fatto anche una base oltre che i lati. Dietro ho messo un po' di rocce per proteggere un po' questo tronco. Comunque non devo fare tanto fuoco, quindi insomma non è che, insomma, spero che basti. Poi qui c'è un po' di legna che ho fatto. Adesso mancano un po' di feather sticks, vorrei provare a accendere il fuoco senza particolari esche, altrimenti ho portato un po' di fatwood e utilizzo quello. Vediamo quanto ci metto.
Boh, allora, ho fatto la panchina, ho acceso il fuoco, ho messo la birra in fresco, adesso aspetto che si preparino un po' di bracci, poi ho una grigliettina e ho portato 2 cevapcici e un pezzo di hamburger. Il tempo si sta un po' annuvolando, spero che non piova qua, diciamo che sono in una zona abbastanza critica, sono molto vicino a Musi, che è la zona più piovosa d'Europa. Di solito al pomeriggio qualche temporale ci scappa. Ho il keyway, io purtroppo non ho nessun tarp. Qua sarebbe stato bello, probabilmente utilizzando quest'albero e magari qualche fenditura nella roccia, mettere un tarp. Ad ogni modo, se inizierà un po' a piovere, probabilmente comunque un po' sono riparato, ma spero di no, o se non altro almeno ancora un paio di ore dovrebbe tenere. Viva! Allora, ho finito di mangiare, adesso mi preparo il caffè, ci sono ancora un po' di bracci e dovrei riuscire a farmi anche il caffè. Che dire, mi sono divertito abbastanza a fare tutto questo, non ne avevo mai provato a fare proprio così, cioè nel senso arrivare, cercare il luogo, costruirsi qualcosa dove stare seduti, accendere il fuoco, cucinare su una griglietta. Di solito ho sempre utilizzato il gas o comunque le pentole. Diciamo questo è uno step successivo. Io mi sono divertito, devo dire che è un po' faticoso perché devi arrivare, sposta le cose, sposta i sassi, i tronchi, spacca legna, fai i truccioli di legno, poi bisogna accendere il fuoco, stare attenti del fuoco, intanto vedere altre cose. È complicato, è faticoso, però dai, è divertente. Mi sa che riproverò questa esperienza, magari un po' più avanti, verso in autunno, quando un po' la vegetazione un po' si calma, perché qua veramente il sottobosco è proprio fitto, ci sono rovi, piccoli arbusti, poi come dicevo prima ci sono zecche, per cui è meglio evitare di andare in certi luoghi. Allora, ho fatto un po' di esplorazione, ho fatto un paio di foto, poi ho sistemato, ho rimesso tutto com'era al campo, adesso mi sono spostato qui fuori dal bosco perché si è annuvolato e c'è poca luce, è il caso che ritorni alla macchina perché ho circa 40 minuti di sentiero fino alla macchina. Spero che il tempo dovrebbe reggere ancora un attimino, quindi dovrei riuscire a tornare alla macchina senza problemi. Bene, allora adesso ecco, torna fuori il sole per la conclusione. Allora io ti ringrazio per aver visto il video, spero ti sia piaciuto questo video che insomma è un po' diverso da quelli soliti che faccio. Ti invito a mettere mi piace, lasciare un commento e se non sei iscritto ad iscriverti al canale. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!